Intanto ringrazio Mariano, il sindaco, perché ha accettato il mio invito, perché io insegno qui da 29 anni e non ho mai trattato questo argomento. A scuola l'ho tratto tutti gli anni, con i ragazzi, anche se non mi ascoltano tutti, però anche un po' per la porta, cioè sta passando così non vedo. Vai, dicevo, anche se a scuola i ragazzi, sai, a 11, 12, 13 anni non è che capiscono subito la musica sarda in generale, però la studiamo, la passiamo tutta, dal canto a tenore a concordo, al canto a chitarra, con le launette, insomma, quell'infarinatura. Addirittura qualche ragazzo mi presenta l'argomento all'esame, ed è importante perché non lo dimenticherà più, perché l'esame in terza media non si dimentica in genere, no? La prima esperienza è per i ragazzi. Accomodatevi. Ti ringrazio quindi Mariano perché mi ha dato questa opportunità di parlarne, anche perché questo tema che affrontiamo stasera non è molto comune, se ne parla solo a livello privato in genere, con discussioni più o meno impegnative, ma a livello culturale veramente, a meno che uno non acquisti quelle 2 o 3 pubblicazioni che ci sono in giro di questo canto, della storia del canto a voghe di terra, come si diceva un tempo, perché c'era anche prima di a voghe di chitarra c'era a voghe del sonetto con l'organetto, poi ve lo racconterò velocemente. Siamo abituati a vederlo solo durante le feste, ma con quelle canti a chitarra moderni che si fanno oggi, con l'accompagnamento anche della fisarmonica, e vedete voi quanta gente li segue. Io vado ogni tanto nei vari paesi per seguirli e mi si spezza il cuore vedere 10 persone che seguono la gara per un'ora e mezza, alla fine rimangono quasi da soli, il cantatore, insomma, non è che è molto bello vedere queste cose. Quando mi ricordo io invece, anche da ragazzino, che la gente si portava le sedie in piazza e assistevano a tutta la gara per 4-5 ore. Quando suonavo io sul palco nel 79-80 fino all'85, ancora le gare duravano 4 ore. Io mi ricordo che terminavo con le dita così, con le polvere, e non finiva lì, si continuava anche dopo la cena, eccetera. Quindi l'argomento di stasera si storia del giocando a poco di chitarra. Io lo farò tutte le volte che mi capiterà di farlo. Fra un po' lo farò a Cosuine, lo farò a Monorva. Mi diranno, ma è sempre lo stesso argomento. Sì, a me interessa che se ne parli, perché questo tipo di canto, quello che intendo io, su canto a poco di chitarra, non si fa più. Quello che si sente oggi è il canto moderno, il canto a chitarra. Ecco perché io oggi parlo solo dalle origini, dalla fine del 1800 sino all'inizio degli anni 70, sin quando il nostro chitarrista di Palazzo Maggiore ha avuto la sfortuna di andarsene, come sappiamo, e poi lo vedremo. Allora, prima di parlare però del canto a poco di chitarra, parto un po' prima, perché bisogna partire prima, perché noi nel Logudotto, io sono dell'Anglona, che confina con la Gallura, ma io analizzando la storia del canto gallurese, quella della mia zona, dell'Anglona, e il canto del Logudotto, ma anche quello del Marchino, della Planarge, eccetera, mi sono reso conto, perché quello che dirò stasera è frutto dei miei studi personali, delle mie ricerche personali, delle mie interviste personali ad anziani, ai cantadores famosi. Io sono di Fulzi, molti dicono la patria dei cantadores, di Fuvetti, di Cavizza, di Caso, eccetera. Io sono cresciuto con loro, con Gio Francesco in particolare. È lui che poi mi ha avviato al canto a chitarra, che a me non piaceva, perché io suonavo pianoforte, suonavo rock, noi siamo quelli di Parton, eccetera, i giovani lo sapranno. Quindi quando mi hanno detto di avvicinarmi al canto a chitarra, abbiamo mandato a quel paese sinceramente, perché a noi giovani non piaceva. Poi, negli anni 70, voi sapete che questo canto ha iniziato già ad andare un pochettino in disuso, e lo vedremo. Torno indietro. Adesso io andrò a braccio, ho una scaletta, ma vado a braccio perché voglio lasciarmi trasportare dalla mia fantasia, dai miei ricordi e dai documenti che ascolteremo. Se vi annoio me lo dite subito, ci fermiamo. Allora, alla fine del 1800, io come fonte principale della storia del canto a chitarra ho mio nonno,
perché è lui che mi ho decine di interviste fatte da lui sulla storia del canto nell'Anglona. Lui era allievo di Desole, quindi conosceva perfettamente Desole. Desole lo ha fatto esordire sul palco e non, purtroppo non ho potuto continuare, lo dico, non ci sono bambini qua, qualcuno c'è. Quando ha iniziato, ha esordito cantando con De Gortes di Laerdo, che da Desole era considerato su mastro del canto logudorese. Però non abbiamo incisione di Desole, si è perso di De Gortes di Laerdo, si è perso tutto, ma era considerato il maestro. Lo diceva Desole che era lui considerato da tutti il più grande in assoluto, e nonno aveva esordito con Desole, Corquedu e Luigino Cossu a Perfovas, aveva 16 anni. Quando l'ha saputo il padre, gli ha detto: ma tu dove eri stanotte? Perché è rientrato tardi. E Fiorandello in Perfovas, a Perfovas, alla festa patronale. E ha cantato in palco, cioè cantare sul palco era una cosa importantissima per quei tempi. E cane l'ha portato a su arco. Desole, guai a tie esibidoras. Perché? Così è un grande bagassino. Cosa impara solo a bagassare, più finito, non è più potuto andare, scusate l'espressione, ma era questa, l'espressione era questa. Io non ho finito di cantare sul palco, quindi ha avuto la carriera bloccata dall'inizio, però ha cantato con me, con chiunque, sino ai 91. E lui aveva le sue voci tradizionali, perché i cantanti della prima parte, proprio dell'esordio delle gare, delle famose gare, cantavano a livello personale, ognuno aveva il suo modo di cantare. E uno, quando trattavano una poesia, perché la poesia andava interpretata, rispondeva in base alle proprie caratteristiche, ascoltando bene, centellinando i versi. Quindi il pathos era un'altra cosa, quello che non esiste più nel canto sacro, il pathos, l'anima di quel canto. Allora, prima che iniziassero le gare, quelle che vediamo noi le gare, si cantava, Non è che il canto sardo è nato con le gare, no, si faceva lo stesso. Si facevano i momenti privati, durante i battesimi, i matrimoni, finivano sempre con Sagantala in Gaturesio, in Agronesio, in Logudoresi. E come si cantava? Ogni paese aveva il suo modo di cantare, aveva la sua versione. Ecco perché nella gara del canto sardo, oggi lo sentiamo così senza farci molto caso, su Manta Saviaresa, come Bessottiaresa. A quei tempi la gara è stata creata con le varie modulazioni diverse che si facevano nei vari paesi. È lì che si è creata la gara. Mio nonno mi diceva: no, guarda io, sai manna, l'hanno sempre fatta sapetta in Murcia, al mio paese. Dice, canta io tutto. E io te canta io. Cantavano in tre modi in genere. Canto in re, in mutos e salmorese. Poi si è aggiunta la disisperata. A proposito vi dirò qualcosa sulla disisperata, chiamata disisperata. Hanno rovinato completamente col nome quel tipo di canto. Quando era la romanza sarda, era un canto d'amore, il canto che il bravo cantante faceva sotto la finestra della ragazza matta, quindi non era un canto di disperazione, era un canto d'amore. E io vi farò ascoltare dopo come lo cantava in gallurese Gavino Gabri, ed è un documento importantissimo. Allora, quando è che si parla di canto a bogue de chitarra? Vi ho detto, prima si chiamava canto a bogue de sonetto, perché le chitarre non si trovavano nei paesi. Invece qualche organetto c'era, ma l'organetto in Sardegna c'era già dal 1860, quindi bene o male, specialmente nei centri un po' più grossi, qualche organetto si trovava. La chitarra è venuta dopo. E si sono accorti i cantadores che cantando con l'accompagnamento della chitarra era diverso, sentivano più voglia di cantare. L'organetto era allegro, li accompagnava, oltretutto serviva per i balzati, no? Perché si faceva in piazza un tempo, eccetera. Però quando piano piano si è avvicinata alla chitarra, ma i chitarristi non ce n'erano in quel periodo, se vi racconto gli aneddoti di quel periodo è una cosa incredibile. Allora, capitava all'inizio del 1900 che organizzavano le feste patronali, era già di moda la gara a poesia, perché si faceva già nell'800, no? Le gare a poesia. Però tra un tema e l'altro della poesia era abitudine
intrattenere la gente con qualche cantatore. Dottore, stavamo aspettando a te, non volevo iniziare senza di te, guarda. Accomodati. Dicevo, tra un intervallo e l'altro dei temi della poesia, facevano salire qualche cantatore e cantava senza accompagnamento di strumenti, tra virgolette. Le prime gare per una quindicina d'anni, quasi più 20 anni, per almeno 20 anni, si facevano senza strumento, sul palco, Boghe Oghe si chiamava, senza luci. Quando c'era la luce a carburo era già qualcosa, no? Ecco perché molte gare si facevano, terminavano al tramonto, diciamo, quanto durava la luce, diciamo, Poi, quando riuscivano ad illuminare un pochettino il palco, allora riuscivano a farlo anche un po' più tardi. Dicevo, stavo dicendo qualcosa, poi ho incontrato il dottore mi è partita la frase. Stavo dicendo delle origini sul palco. Allora, i canti si facevano sempre, non erano gare ufficiali, non si parlava di gare allora, però era l'espressione più naturale che avevano i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri bisnonni nelle feste, durante le feste. Non c'era festa che non terminasse con una cantata. Se fortunatamente nel paese c'era uno che suonava l'organetto o che strimpellava la chitarra, guardate che i primi chitarristi facevano 2 accordi e basta, e con quei 2 accordi accompagnavano tutti i canti, tutti. Quindi chiamati chitarristi, almeno quelli iniziali. Dalle ricerche che ho fatto io, nei vari paesi hanno iniziato a girare i chitarristi di una certa fama dal 1915 in poi. Sino a quel periodo le gare venivano fatte sempre senza microfono. Immaginatevi la piazza piena di gente, e quando io chiedevo al nonno, a zio Francesco Pumetto, ma con tutta quella gente si sentiva la voce, non si intendeva manco samucca, diceva. Quindi immaginatevi voi l'ambiente, no, che si creava. Il chitarrista inizialmente era una figura di secondo piano, quindi ci fosse o non ci fosse, non c'entrava niente, non è che era molto importante. Quando è che è diventato importante il chitarrista? Quando hanno iniziato i chitarristi ad iniziare ad accompagnare gli scampamenti e cantadores e ad avere la libertà di andare in giro durante le feste, perché dovete capire che a quei tempi le strade erano quelle che erano, strade polverose, strade bianche, i mezzi, il treno non arrivava dappertutto, facevano qualcosa in treno, poi scendevano in una stazione e andavano a piedi i cantatori, a piedi sino al paese dove dovevano cantare, oppure come diceva Antonio De Sole, in bicicletta, anche 78-75 km in bicicletta in strada bianca per cantare poi 5 ore. Immaginatevi come erano i tempi, no? Quindi la storia desolanta chitarra. Ecco perché a me piace raccontarla, perché se conoscete tutti gli aneddoti che ci stanno attorno a queste avventure è incredibile. Zio Antonio De Sole, che viveva a Sedini, nel paese vicino al mio, diceva che in quel periodo lui ha iniziato nel 1919 a cantare, addirittura ha iniziato in una gara a Monti per sostituire Nicolino Cavizza, che è Nicolino il chitarrista, perché prima cantava Nicolino Cavizza, poi, come capita, una suarada, si è fermato in una fontana, ha bevuto l'acqua ghiacciata, fredda, ha perso la voce, al giorno è passato alla chitarra e non ha più cantato, per dire. Come erano i cantatori della prima, proprio dell'inizio del 1900? Persone umilissime, contadini, pastori, qualche artigiano, Paolo Berio, diozziere, sposato a Chiaramonti, faceva sovrailato sul fabbro. Antonio De Sole è venuto dopo, c'erano altri prima, De Cortes di Laerno faceva il contadino. Perché non ha mai inciso dischi, a differenza di De Sole, Pedro Boccheggio, Luigino Cossu, Maria Rosa Ponzolù, De Lunas, eccetera? De Cortes, che era considerato il migliore in assoluto in quel periodo, su Mastro, perché dice, no, posso inviare una giornata per andare a registrare tutto l'altro de canto.
Cioè, per dire, lo spirito, no? Non poteva abbandonare il lavoro per andare a Milano, perché andare a Milano in quel periodo non era per andare in Ucraina, era un grosso sacrificio. Quindi abbiamo perso le modulazioni bellissime di questi grandi cantatori del primo periodo. Chi è che aveva la grande fama? Io, analizzando l'opera scritta da Gavino Gabriel, Gavino Gabriel è stato uno dei primi a scrivere sul canto valorese, anche perché Gavino Gabriel ha partecipato, era interessato direttamente dalla riforma gentile, perché si occupasse del canto popolare italiano, in particolare del canto sardo. Quindi lui è andato a ricercare i vari canti in tutte le zone della Sardegna, sino al Campidano. Io ho studiato benissimo, chiaramente tutte cose scritte negli anni 20, quindi potete immaginare, no? Con quale spirito potevano essere scritte. Piccola parentesi, Gavino Gabriel di Tempio conosceva benissimo il canto valorese, avvertitemi se dopo l'ora perché io potrei parlare 5 ore su queste cose, quindi avvertitemi. Allora, Gavino Gabriel, tempiese, grande musicista e grande compositore, ha trascritto le melodie dei cantanti famosi di quell'epoca. Ha scritto le modulazioni di Candida Mala. Avete mai sentito parlare di Candida Mala? Era una donna, una donnetta di Nulvi, famosissima in quell'epoca. Una donna, quando in quel periodo le donne dovevano stare solo in casa e in chiesa, casa e chiesa. Lei a Nulvi allevava cavalli, era per il tempo delle carrozze, no? Quindi prestava i cavalli alle carrozze, quindi aveva un'attività tra la città e i paesi. Insomma, è una donna che andava a cantare in sozzilleris, come era considerata una donna del genere, immaginatevi voi, no? E lei cantava con i grandi del passato, ma lei stessa era considerata grande dai grandi del passato. E sapete come la descrive Gavino Gabriel? Dice, una donna piccola, non so da dove usciva tutta questa voce che aveva. Dice, io ho trascritto, ci sono gli spartiti delle modulazioni di Candida Mala, non ci sono le registrazioni, perché in quel periodo non esistevano ancora, sto parlando del 1910-1915, il primo registratore e le prime incisioni iniziano dagli anni 20 in poi, e quindi lui ha trascritto le modulazioni. Lui dice, bisognava ascoltare i melismi, le modulazioni di questa donna, una cosa indescrivibile. Ha detto, io non riesco a scrivere tutte le modulazioni di Candida Mala, perché posso trascrivere la linea melodica, ma non posso trascrivere quelle quei brevissimi melismi che lei produce con gli acuti, con i bassi. Dice, una cosa incredibile. Candida Mala era famosa dappertutto. Io sono sicuro che è venuta anche qua a Pozzomaggiore in quel periodo a cantare, perché andava a Padova, andava in tutti i paesi di questa zona. A Sassari era conosciutissima. Piccolo aneddoto, si sposa a Nulvi, poi è vissuta poco, 43 anni, 44 anni, è morta molto giovane. Si era appena sposata a Nulvi, dopo 2 giorni abbandona il marito e si canta, se ne va. Le invitano nel 1913 a Padria per cantare in una festa, conosce un possidente di Padria, cioè si cambiano un po' e se ne vanno insieme. Cioè, immaginate, era una donna che si sentiva libera, si permetteva di fare quello che voleva, non ne fregava niente. Io la paragono a Georges Sand francese, la famosa scrittrice francese che nel 1800 andava in giro con i pantaloni, immaginatevi voi quando le donne avevano per quelle campane enormi, no? Non gli altri, eccetera. Allora, Candida Mala è l'esempio più importante degli inizi del secolo, però non ci sono rimaste registrazioni, perché non ho mai registrato. Chi è che ha registrato per la prima volta? La prima volta sono stati De Lunas di Padria, insieme a Maria Rosa Ponzoludo. Subito dopo Porquedio di Porto Torres, insieme il trio famoso, Porquedio, Bersone e Luigino Cossu. E la grande fama loro l'hanno avuta proprio grazie all'incisione, perché in quel periodo le radio non è che ci fossero dappertutto, sto parlando degli anni 20-30, e quindi ci si riuniva per ascoltare con i grammofoni, no? Perché il grammofono non tutti ce l'avevano nelle case. E infatti le gare di quel periodo, la maggior parte delle gare le hanno fatte sempre loro.
venivano affiancati quando non erano disponibili tutti e tre nelle varie gare, se c'erano solo due allora prendevano qualche locale e faceva compagnia come si faceva un po' dappertutto. Il chitarrista che li ha accompagnati maggiormente inizialmente erano i due fratelli, no, di Sorso, fratelli Secchi. Ignazio Secchi è quello che li ha seguiti maggiormente. Peppino, il fratello più grande, solo all'inizio, poi si è sposato a Sedini. Io ho parlato da poco con un figlio che ha Sedini, che è un ex preside, Mario Secchi. Non sapevo che era figlio, quindi l'ho approfittato io per avere delle notizie dirette. Ho detto, ma scusa, tuo padre, io so che nelle prime incisioni, i primi dischi li ha fatti lui con Cucuru, di Usini, eccetera, proprio le prime in assoluto. Ah, sì, mio padre, se vieni a casa ti faceva vedere anche la chitarra che usava lui, ce l'aveva appesa al muro, sarà costruita lui perché faceva le falegname. Si costruivano anche la chitarra, Ignazio Secchi e Peppino Secchi. A un certo punto dice, si è sposato a Sedini, io sapevo che la moglie gli aveva proibito poi di andare in giro per le gare, anche perché dal punto di vista sociale vi dirò come erano considerati questi cantautores in quel periodo, no? Invece no, Mario Secchi, il figlio mi ha detto, no, papà ha smesso di suonare, te lo dico io perché ce lo diceva sempre in casa, perché quello che si guadagnava nella serata, come entrava ci usciva sul momento, perché allora i soldi che gli davano per una serata corrispondeva a una o due giornate di lavoro, quindi era proprio minimo, neanche paragonabili a quello che succedeva negli anni 50, 60 e 70, e lo vedremo. Allora, però prima di parlare della gara, io vorrei farvi ascoltare, e mi raccomando, voi avete quasi tutta una certa età, quindi avete già capito che i documenti che vi farò ascoltare non sono delle grandi registrazioni, sono documenti di primi. Adesso ascoltiamo una canzone che non fa parte della gara, ma erano i canti comuni che si facevano nei paesi. Quali erano i canti più comuni? L'uomo cosa cantava? Cantò un sabocche de garro, perché andava in campagna a lavorare. Infatti sentirete questa canzone e si sentirà su duette proprio con la bestia. Quello ho trovato, si è perso tantissimo. Io non ho più trovato la registrazione che ho avuto un canto di una di Perfogas, di una cantone a Bove de Rio, le donne che andavano a lavare i panni nel fiume, e c'erano quelle che cantavano al ritmo del lavoro. Quelli erano chiamati canti a Bove de Rio. Da quei canti, cioè uno che studia il genere popolare, piano piano capisce l'evoluzione di quel tipo di canto, e dallo studio che ho fatto, sono 40 anni che mi occupo di queste cose, per me il canto della gara poi nasce da quei canti lì, viene fuori piano piano da quei canti lì perché vengono messi insieme, migliorati chiaramente poi dai cantautores dell'epoca, però le radici sono lì, nel lavoro quotidiano delle persone, ed erano tutti canti a voce nuda, non c'erano strumenti, lo strumento è venuto in un secondo tempo. Allora, adesso vi faccio ascoltare un canto a Bove de Rio, è un po' grezzo, ma erano i canti di una volta, è in gallurese, perché ho trovato solo questo canto, ed è un canto che ha prodotto il coro di Agius, il vecchio coro di Agius, canto a Bove de Rio. Sentite un po'. Erano i canti più comuni,
E da qui parte l'evoluzione del canto a voghe dell'interno. In Gallura, adesso vi dico cosa pensava Gavino Gaglia delle caratteristiche vocali dei galluresi e dei logudoresi della bassa valle, cioè dell'Anglona. Pensate un po', eppure era una persona di un livello culturale molto alto. Dice che è strano, le voci galluresi sono squillanti, vanno quasi tutti per l'attuto, mentre come si scende nell'Anglona il terreno è calcareo, le voci sono quindi più gravi, più posate, più basse. Mentre in Gallura si vive in mezzo al granito e quindi la voce è più squillante. Io dico il peso che ha, però allora si diceva così. Allora, guardate un po' il canto, la serenata che canta Gavino Gaglia, si accompagna lui stesso con la chitarra, è un documento del 1922, quindi delle prime incisioni in assoluto. Lui non era un cantatore, ma era un grande studioso. Quella che oggi noi chiamiamo desiperata, a parte che deriva è una parola spagnola, despartida, no? Esatto, voi sapete, no? Despartida, despertada, disiparata. Quindi cambia totalmente il significato e spesso i nostri ultimi cantatori dagli anni 60 in poi hanno cercato anche le ottave drammatiche per cantarle, quindi è diventata davvero una disisparata. Ma in origine non era una disisparata, ma era un canto d'amore, come ho detto all'inizio, che veniva fatto nelle ore mattutine addirittura. Infatti era un canto benamorante anche per la donna amata e che terminava con una specie di ninna nanna, con l'augurio quindi della buonanotte in realtà. Sentite un pochettino. Canti di Chianna lo chiamavano, il gallurese, proprio di porta in porta, e lo facevano spesso di corsa perché
non tutti accettavano il disturbo notturno, perché c'erano i divieti allora per l'ambiente pubblico, quindi bisognava stare attenti. Ecco, vediamo un po'. Stiamo parlando della prima parte. Quando è che si inizia a sentir parlare del canto a boghe de chitarra? Intorno al 1910. In quella fase lì. Anche se la chitarra non era comune in tutti i paesi, però è il periodo in cui a Usini c'erano 4-5 chitarristi, c'erano Porto Torres, a Sassari c'erano, ci sono sempre stati. Sassari magari si è conosciuto in un secondo tempo, ma gli accuditi, dicono i sassaresi, no, quelli che venivano dai paesi, ci sono sempre stati. E quando si trovavano nei vendioli, i sozzilleri, cantavano così, cantavano in gallurese, in logudorese, e non cantavano i canti sassaresi, capito? Cantavano in questa maniera anche a Sassari. Infatti i grandi chitarristi sono venuti fuori dai centri, e se abbiamo tempo ne parliamo. Allora, chi erano i grandi cantadores di quella prima fase? C'erano i più anziani ormai. Chi erano i più anziani? Che non giravano tutto il lontano, perché non c'erano i mezzi per farlo. Si avvicinavano ai paesi del circondario di Sassari, nella Udona, nella Gallura. Qui eravamo già fuori da quel giro, verso il margine, verso la planargia, raramente potevano avventurarsi perché non c'erano i mezzi per arrivare. Chi erano? Allora, Domenico e Peppe Mele di Nulvi, che sono degli zii di Francesco Cubeddu di Bulzi, perché la mamma di Francesco Cubeddu era cugina di questi qua, quindi un po' la pena è venuta, diciamo, loro dicevano Giovanni vengono ai Nulvi, no? Eccetera. Candida Mara, Nulvi, quindi 3 rappresentanti importantissimi, conosciutissimi nella mia zona, ma sino alla zona di Sassari, magari qui no, qui era conosciuta Candida Mara, gli altri 2 no. Poi c'era Paolo De Rio, Paolo Elino, e tanti altri che non hanno raggiunto la fama di questi qua. In particolare De Gortes di Laero. De Gortes aveva un orecchio, dicono chi l'ha conosciuto, che metteva in crisi, era un po' cattivello durante le serate. Se voleva far iniziare sotto chiave, un pochettino con la tonalità un po' fuori dalla chitarra, un altro cantatore per metterlo fuori strada, ci riusciva subito. Lui se ne tornava tranquillamente nella tonalità giusta, però faceva fare la figuraccia al compagno, che magari non era così sveglio l'orecchio per quanto riguarda l'intonazione. E mio nonno me l'ha raccontato questo. Dice, quando fai andare male qualcuno, chi lo veglia subito. Così era. Come funzionava la serata nei primi anni 20? Venivano invitati questi cantatori nelle feste patronali, più o meno importanti, e veniva pagata solo una persona. In genere cantavano 2 o 3 cantatori, raramente 4. Facevano la gara senza microfoni, ripeto, senza nulla, e gare che duravano 4-5 ore, e vinceva chi resisteva di più a livello vocale. La giuria poi era nel pubblico. Nel pubblico nel frattempo girava questo panno, no? Ricamato, giravano e mettevano le offerte, capito? Infatti dicevano, poi l'usuario, cosa volevo dire? Le offerte che avevano raccolto in quell'occasione. Inizialmente la prendeva solo una persona. Insomma, continuava a vincere sempre le corte, gli altri hanno iniziato a ingelosirsi, quindi spesso rifiutavano gli inviti e te mandavano. Tanto non li ha avuto. E lì allora hanno iniziato a dividere la quota un po' per tutti. Se c'era la gara tipo concorso, allora vinceva uno e basta, però lo sapevano in partenza. Ma se si cantava nella serata normale per intrattenere la gente durante la festa, allora hanno iniziato a dividere la quota. Però ricordatevi, le quote e i guadagni erano corrispondenti a una giornata massimo, 2 giornate di lavoro, non di più. Quindi i primi grandi cantadores sono stati, una volta tramontati i De Gortes, Candida Mara, i 2 Mele di Nulvi. C'era un'altra donna, Multinetto, di Tempio, che era conosciutissima in natura, però il padre non gli ha mai permesso di salire sul palco. Cantava dappertutto, negli stazi galluresi, durante le feste, con gli altri cantatori di passaggio, però sul palco no, il padre non gliel'ha mai permesso, però era conosciutissimo. Ci rimangono invece le registrazioni
di Maria Rosa Consududu di Ozieri, che più o meno era coetanea di Candida Mano, e di De Lunas lo conoscete perché Patria. Non vi ho detto una cosa per quanto riguarda la chitarra. Ascoltate, adesso lo ascolteremo. De Lunas aveva una voce acutissima, molto alta, erano quasi dei sopranini loro. Infatti le prime incisioni sono suonate con la terzina, con la chitarra terzina, la chitarra normale, non c'era ancora la chitarra sarda, è venuta in un secondo tempo il chitarrone sardo. Inizialmente suonavano con la terzina, che andava bene, quindi alle voci femminili, perfette, e i maschi ci voleva insomma una voce molto alta, e chi è che si trovava bene? Cuccuru, che aveva una voce, insomma, sembrava un soprano cantando, e De Lunas. Però loro si trovavano male quando erano in gara con gli altri, perché gli altri erano tenori e quindi la chitarra era molto più bassa, la tonalità era più bassa e loro non riuscivano a cantare nelle tonalità basse. Infatti loro andavano avanti con un'incisione inizialmente, basta. De Lunas era una persona molto importante in quel periodo, non faceva certamente il contadino, lui era un dirigente, quindi il livello, diciamo, anche culturale poteva essere diverso rispetto a tutti gli altri. Purtroppo, lo sapete, è trasferito a Roma e incappato in quella rappresaglia nazista e ha lasciato le penne alle forze argentine, anche lui. Però ci ha lasciato le incisioni, che sono importantissime. Perché è importante De Lunas? Non tanto per il tipo vocale, eccetera, ma per le modulazioni. Perché De Lunas ha delle modulazioni che si allontanano dalle modulazioni tipiche di Ploaghe, dell'Anglona, e si avvicina di più alla planargia, alle modulazioni della planargia, anche se il canto era quello in re. A proposito, vi siete mai chiesti perché lo chiamano canto in re? Per me è il canto base. Era il canto in re è quello che deriva dal canto a Bove de Gamo, canto a Bove de Rio, eccetera. Però l'hanno chiamato il re. Qualche studioso dice che inizialmente si chiamava Cantamus a Bogerea, che voleva dire in piedi. È andato curioso nel dialetto, però il significato era quello. Però non siamo sicuri. Può darsi che l'abbiano chiamato anche canto in re per il tipo di accordo che si faceva con l'organetto o con la chitarra, ma io mi chiedo, ma chi è che conosceva le nozioni tecniche della musica e della chitarra in quel periodo? Quasi nessuno. Carino Gaber, chi studiava musica e basta, gli altri no. Quindi io sono più propenso per dare quel significato. Cantare in re è cantare a rea, cioè in piedi. Ogni tanto devo entrare, altrimenti mi dimentico di parlare della chitarra, perché la chitarra è diventata importante dal momento in cui il canto è stato ricordato canto a Bove de Guiterra. Ti ho detto prima, sino agli anni 30 il chitarrista lo sistemavano dietro i cantatori, stava in un angolo. Io ho detto prima che il cantatore cantava anche senza chitarra, a Bove nuda, dicevano, e ne hanno fatto di gare così, tantissime. Anche zio Francesco Cubetti, però non è della prima generazione. Le prime gare che faceva, specialmente le paesi della Gallura, erano così, a Bove nuda e basta. Poi ha iniziato ad avvicinarsi qualche chitarrista, qualche duro. Inizialmente davano due accordi, due strimpellate, tanto per accompagnarli così. Quando è che il chitarrista inizia ad assumere una figura importante? Quando sono venuti fuori i fratelli Secchi di Sorsio, di cui parlavo prima, Ignazio e Peppino. Ignazio in particolare. Ignazio è il chitarrista delle prime incisioni, le ha fatte tutte, e in particolare Nicolino Cavizza, perché nelle incisioni di De Lunas e Maria Rosa Consududu che li accompagna è Nicolino Cavizza. A questo punto devo fare una parentesi sulla tecnica chitarristica di quel periodo. Esisteva sino agli anni 50 solamente la tecnica ad arpeggio, a poltighe, dicevano in dialetto. Suonavano fondamentalmente con tre dita, pollice, indice e medio, però si arpeggiava. E inizialmente arpeggiavano solo gli accordi, senza le note melodiche della modulazione. Nicolino Cavizza suonava così. Nelle prime incisioni io le ho studiate tecnicamente ed è molto bravo nell'arpeggio. Poi vi dico perché è passato al plettro.
I più grandi in assoluto sono stati i due fratelli di Sorso. Ignazio Secchi. Ignazio Secchi è un po' il maestro di Adolfo Marella di Usini, anche se Marella le prime lezioni le ha prese dai chitarristi di Usini. Poi una volta che si è trasferito a Sassari, frequentando gli ambienti dei zillieri di Sassari, no, in particolare ha conosciuto i fratelli Secchi, eccetera, ne ha acquisito la tecnica, sessioletto, no, come dicevano loro, e li ha maggiormente elaborati. Immaginate che Adolfo Marella, chi conosce un po' la tecnica della chitarra d'arpeggio, ha fatto delle cose stupende e faceva il muratore. Immaginatevi come aveva le dita, no? Non credo molto sotte, eppure con la chitarra era un maestro. Ha creato delle sonorità che gli stessi cantatori dicevano: quando accompagna Marella mi riesce salma. Cioè già dagli primi arpeggi dice ti invoglia cantare. Ecco, questo era lo spirito del grande chitarrista. Il chitarrista d'arpeggio, attenti adesso perché lascio appena il discorso dei cantatori se entro nella tecnica strumentale, che è importantissimo, altrimenti non si capisce l'evoluzione che ha avuto il canto nell'arco di tutto il secolo. Quindi sino agli anni 50 l'accompagnamento era solamente ad arpeggio, a polliche. Lo stesso Pietro Fara di Pozzomaggiore suonava inizialmente, cioè sapeva suonare in tutti e due i modi. In privato suonava l'arpeggio, quando faceva le gare suonava a plettro, perché molto probabilmente gli conveniva di più, così, ma poi ve lo dirò. La tecnica d'arpeggio, attenti, permette al cantante la massima libertà di evoluzione vocale, perché l'arpeggio segue il cantante, non viceversa. Io suono così perché mi è sempre piaciuto suonare così. Quindi bisogna essere bravi, perché chi fa l'arpeggio deve intuire dove andrà a finire il suo cantatore, perché io accompagno gente che non ho mai sentito cantare, quindi non so come modula la voce, quindi devo essere bravo non per anticipare, ma per seguirlo in tutte le tonalità. E lì sta l'abilità del chitarrista. Io ho parlato con molti cantatori del passato e ho sempre detto: ma voi durante la vostra carriera preferivate essere accompagnati dalla chitarra d'arpeggio o la chitarra a plettro, a pennino, no? Come si fa oggi? In privato tutti in privato hanno sempre detto: noi preferiamo l'arpeggio. Però usavamo la cussa, questa è la risposta, e chiaramente ci vivevano dalle gare, quindi loro andavano con chiunque, però se fosse dipeso da loro, ad iniziare da De Sole, Cubetto, Pintus, Quirinaglio, Chelo, tutti grandi, diciamo, hanno preferito sempre l'accompagnamento dalla chitarra d'arpeggio, perché la chitarra d'arpeggio permette un'evoluzione armonica che il plettro non può dare. Oggi ci sono chitarristi tecnicamente bravissimi a plettro, bravissimo, tu Marzano, qui abbiamo un rappresentante di Cosuine, è bravissimo. Tutti quelli che sono a plettro, che suonano sul palco oggi, tecnicamente sono bravissimi, ma la tecnica d'arpeggio è un'altra cosa, è un altro genere. Quando uno accompagna con l'arpeggio, il canto cambia. Perché cambia? Perché la voce diventa protagonista. Nel canto con l'accompagnamento a plettro, in particolare se c'è anche la fisarmonica, la chitarra con la fisarmonica devono andare in sincronia, quindi devono seguire quasi uno spartito, non può fare quello che gli pare ognuno, vanno in sincronia e quindi si costringe spesso il cantante a rimanere dentro quei canoni anche ritmici. Ecco perché è più veloce quel tipo di canto fatto col plettro, mentre il canto, ecco perché lo chiamo un'un'altra santiga, va fatto con l'arpeggio possibilmente, però oggi chi è che si dedica all'arpeggio? Poche persone, perché è difficile, non è facile. Io stesso quando ho iniziato a suonare, suonavo già pianoforte, suonavo la chitarra ritmica, ho acquistato dei nastri, perché dovevo fare qualcosa, che avevano regalato a Ruzzi la chitarra sacra, io potevo dire come faccio adesso? Dice, non posso dire di no. Non mi piaceva il canto sacro, ho iniziato, ho studiato le tecniche, compravo le registrazioni di Aldo Cavizza, di Adolfo Marella, eccetera. Ho iniziato a studiare, ho visto che erano diversi i passaggi a plettro,
in 2 o 3 giorni li ho imparati tutti, di tutti i canti. Non riuscivo a imparare l'arpeggio di Marella. Ci ho impiegato 3 mesi per capirne veramente, perché non lo vedevo, quindi lo dovevo immaginare il tipo di arpeggio che faceva. Ci ho impiegato 3 mesi, poi ne ho preso lo stile. Poi una volta imparato lo stile, ognuno mette qualcosa di suo, eccetera. Però lo stile dell'arpeggio è difficile da acquisire nel primo tempo perché è molto più impegnativo. Però una volta che si accompagna con l'arpeggio è come vestire la voce. È chiaro che attualmente chi sente l'accompagnamento all'arpeggio, non essendo più abituato ad ascoltarlo nelle gare, gli sembra qualcosa di lontano, qualcosa di vecchio, eccetera. Ma è il vero canto a chitarra. Era quello. Quindi, chiusa questa piccola parentesi sullo strumento, poi ci ritornerò parlando di Pietro Fara. Siamo intorno agli anni 20. Vengono le prime incisioni, i famosi 78 cili, no? Quindi chi aveva il fonografo, eccetera, il grammofono, era già, insomma, chi poteva averlo nel paese? Le famiglie più benestanti, quindi se non permettevano si facevano ascoltare questi canti. Adesso ne ascoltiamo uno delle prime, con Maria Rosa Punzuludu e De Lunas. Magari ne ascoltiamo solo uno perché io sono una bella scaletta di documenti, ma allungheremo un po' troppo. Adesso vediamo. Sentite però, vi invito a seguire la modulazione ma anche l'accompagnamento di Nicolino Cavizza. 1929. Sentite l'accompagnamento d'arpeggio di Nicolino Cavizza? Era molto bravo, gli abbellimenti con la chitarra e le pause. Maria Rosa Punzuludu. Adesso sentite la calma di questi canti. Si cantava così a quei tempi, non era rallentato il disco, I canti si facevano così, erano delle linee. Brevi spezzoni. Mentre ascoltiamo, pensate alla delicatezza di questi canti. È vero che sono fatti studi di registrazione di quell'epoca, però si cantava così. Quindi il valore del canto era diverso da quello che piano piano, che si è fatto negli anni 70, 80 e 90, si è trasformato. Quindi nell'arco del secolo si è trasformato totalmente, anche se vengono ripetute le stesse melodie molte volte, ma lo spirito è totalmente diverso. Cosa è successo negli anni 30? Siamo in pieno periodo fascista. Sophie Tucker, per esempio, aveva cantato anche di fronte a Mussolini, lo aveva ringraziato, diceva che non si canta in Sardegna, aveva detto Mussolini. Però insomma, nel 1934 viene emanato un decreto che vietava le feste tradizionali nostre. E come si fa a bloccare le feste tradizionali nostre? Come fa la gente?
Era l'unico sfogo che si aveva dopo mesi di lavori pesantissimi, sia da parte degli uomini che da parte delle donne. E insomma, il nonno mi ha sempre detto, e noi la tagliamo su anch'essi. Di nascosto, in Sozzilleri, in campagna, nelle case di campagna. E qualche volta anche durante la festa prendevamo il permesso dal podestà e ce lo davamo, bisognava chiedere il permesso per fare la festa e per cantare. In più era venuta fuori la famosa SIAE, no? La tassa sulle feste. Quindi molti comitati hanno iniziato ad avere problemi per organizzare la festa, perché non è che girassero qualche soldi in quel tempo, non era possibile. Quindi dagli anni 30 agli anni 40 c'è stata proprio una fermata per quanto riguarda l'evoluzione del canto. Sono diventati adulti i grandi, diciamo, quelli nati alla fine del 1800, ormai erano famosi Tesone, Polqueddu, Luigino Cossu, cantavano, erano famosi sì, però cantavano sempre di meno. Bisogna aspettare poi il dopoguerra per riprendere veramente le grandi cantate di quel periodo. Adesso ascoltiamo, io 2 o 3 canti, ma ne ascoltiamo uno solo dei 3 del trio famoso. Pedro Boquedio di Porto Torres, il padre non lo sopportava, lui stava sempre a cantare i zinderi, non andava mai a lavorare. Lo stesso disco fatto da Luigino Cossu, una voce piena di melismi, una melodia incredibile, e Antonio De Sole di Coare. Però De Sole ha sempre detto, mia madre è di Mores e io il canto l'ho preso da Mores, perché Mores era famoso per i cantanti che aveva allora, anche se non erano famosi da parto, però cantavano tutti. Sentite un po' questa, siamo nel 32, nel 30. Piazza secchia la chitarra, Questo è un esempio del trio, il trio che ha spadroneggiato in quel periodo.
non c'era gara dove non ci fossero loro perché la notorietà gli era data anche l'incisione discografica, quindi diventarono famosi. Antonio Desole è stato invitato a casa di Gavino Gardi, perché Gavino Gardi, da musicista, da compositore, voleva trasformarlo, perché era famoso in quel periodo Bernardo De Muro, il famoso tenore di Tempio. E Gabriel diceva che Desole poteva diventare meglio di De Muro, quindi l'avrebbe voluto trasformare in tenore, cantante d'opera, quindi eccetera. Antonio Desole era analfabeto, faceva il casano, lavorava con la trebbia, faceva il contadino, il zappatore, ecco cosa l'ha fatto, li ha fatti tutti. E quindi non ha cercato, a lui gli interessava cantare, ha cantato per 50 anni e gli bastava, e la sua era un'espressione naturalissima. Non voglio dimenticare che Antonio Desole ha inserito nella gara del canto sardo Giovanto a Saviaghesa antica, ma ha inserito il si bemolle, uno dei canti più difficili di tutta la gara. Il si bemolle in quegli anni lì non erano tutti che si potevano permettere di cantarlo, perché c'è a un certo punto nella insagalata, nella chiusura del movimento melodico, c'è un passaggio di tonalità che spesso portava i cantatori meno abili ad andare fuori tonalità completamente. Quindi quando Desole o qualcun altro volevano mettere in cattiva luce qualche collega, attaccavano col si bemolle, sicuri che gli avrebbero fatto una grande figuraccia in quel senso lì. Ma queste sono piccolezze, che sono piccoli aneddoti che raccontavano loro stessi. Allora, ho altri documenti, però tagliamo tanto, più o meno sono ripetitivi. Tra i più importanti, allora, in un'intervista che ha lasciato Antonio Desole a una radio di Sassari, quando ormai aveva 75 anni, giù di lì, diceva che lui, insieme a Pedro Bocchetto e a Luigino Tosso, erano anche compari, quindi legati a livello familiare, dice: per me eravamo 3 fratelli, quando andavamo a cantare dividevamo tutto, sono loro che hanno iniziato a dividere in parti uguali quello che si racimolava nella festa. Se io ero in forma la sera, mi accorgevo che non era in forma uno dei due, mi abbassavo io, ha detto. Non mi sono mai permesso di mettere in cattiva luce il mio compagno, perché eravamo come 3 fratelli. Se capitava invece di fare un concorso, Antonio Desole, quello pluripremiato nella storia del canto, perché ha vinto tutti i primi concorsi che si facevano. Nell'agosto sassarese lui li ha vinti tutti inizialmente. Vinceva quelli di Porto Torres, vinceva quelli che si facevano al Civico a Sassari, aveva premi da quel tutto. Primo classificato, medaglia d'oro, medaglia d'onore, come li chiamavano allora, insomma. Dove c'era lui, gli altri iniziavano già a mettersi in disparte, era questo. Quindi è stato il più grande cantatore di quell'epoca. Allora, a un certo punto arriva la guerra, che si fermano tutto, perché alcuni erano impegnati nel servizio militare, alcuni erano in guerra. Nicolino Cavizza, da cantante inizialmente, si è trasformato in chitarrista, e poi chi l'ha conosciuto sa che Nicolino era un istrione, proprio un animale da palco. Io da ragazzino me lo ricordo quando veniva in paese, ma col suo italiano porchettino, no? Ci sono anche le registrazioni che lo ricordano, quando presentava i vari cantatori, diventava di tutto, però era uno che ha capito che in quel mestiere lì si poteva guadagnare parecchio, e quindi ha dettato legge per parecchio tempo, anche a livello finanziario. Era lui che è diventato un po' il boss, qui ci mando questo, a questa festa ci mando l'altro, eccetera, insomma, perché riusciva a girare bene, insomma, era abbastanza diplomatico, sapeva entrare bene nelle griffe dei vari comitati, eccetera. Allora, quando è che inizia a cambiare il canto? Perché il canto dei cantatori della prima generazione arriva sino alla seconda guerra. Poi loro iniziano ad essere anzianotti, i primi della prima generazione, e iniziano a venire fuori quelli i nati negli anni 20, nel 24, Leonardo Cavizza, del mio paese, Francesco Covetti, del mio paese, coetanei. Loro sono venuti fuori dal 47 in poi. 2 notizie proprio. Francesco Covecchio di Burzi partecipa al concorso dell'agosto sassarese, guardate, durava un mese quel concorso, a Sassari, era uno dei concorsi più importanti.
partecipavano anche 80 cantanti, c'era una selezione incredibile e arrivavano alla finale il 30 agosto dove c'erano solo 4 cantatori. E Francesco Cubedo aveva nel 46, che era nel 24, pensate voi che età poteva avere, 22, 23 anni, insomma, arriva e vince, premiano lui, ma io sono sicuro, era bravissimo senz'altro. Ma Antonio Tesori, Pedro Bocchelli, Luigi Nocco avevano già vinto quei premi tante volte, quindi la giuria naturalmente hanno voluto inserire un nuovo cantante giovane che valeva e hanno premiato Cubedo e da lì inizia la carriera di Cubedo. Francesco Cubedo inizia nel 47 e si fa una carriera che lui ha cantato consecutivamente oltre 40 anni. Guardate come l'hanno fatti, 40 anni sul palco. E inizialmente mi ha detto Gio Francesco, mi hanno chiamato la prima volta a Lulvi a cantare e mi hanno dato 3.000 lire. E che li avevo mai visti tutti quei soldi? Lui lavorava in campagna, faceva il contadino. Dopo 10 giorni mi chiamano alla festa di Osimo, 5.000 lire. E allora ho iniziato a capire che poteva diventare un lavoro quello di cantare nella gara. Mi sono dimenticato di dirvi una cosa. Quando è che si inizia a parlare di gara? Mi sono dimenticato. Io so dei documenti che ho trovato io, che a Tempio nel 1913 hanno fatto una gara durante la festa patronale con De Gortes di Lair, Luigi Nocossu e Candida Mara. E c'era anche il padre di Leonardo Cavizza, Giovanni Antonio Cavizza, del mio paese, che faceva il cantautore. Non era famosissimo, ma in quel periodo cantava anche lui insieme ai grandi del passato. Ma molto probabilmente ancora non si parlava di gara, erano esibizioni importanti, ma sul palco. A Bonnano invece c'è una targa nella piazza San Giorgio, non perché di San Giorgio, a Bonnano dove c'è scritto: in questa piazza il 20 gennaio del 1915 si è svolta la prima gara in assoluto di canto a chitarra. Quindi Bonnano si prende questo merito, anche se io so che anche a Padria, da documenti che ho trovato, nel 1913 e 12 aveva cantato Candida Mara e altri durante la festa, quindi erano gare vere e proprie, secondo me. Molto probabilmente ancora magari non si parlava di gare ufficiali, perché le vere gare erano quelle della poesia in quel periodo ancora. Invece dal 1915 parte veramente lo sviluppo della gara di canto salto, di canto a chitarra. A Bonnano l'avevano cantato Candida Mara, Paolo Rio e due di Bonnano li avevano affiancati. Il chitarrista era un certo Carrasciani, di soprannome sassarese, famoso a Sassari. Chitarrista sempre all'arpeggio, suonavano sempre all'arpeggio. E lì hanno iniziato le gare, quindi sono iniziate in questa zona le grandi gare, anche se il nonno mi ha sempre detto, da noi le hanno sempre fatte. Magari non erano conosciute, no, non c'erano satelliti che giravano nei paesi, eccetera, quindi se le facevano lo stesso. Quindi è importante questo. Quando è che però, torna a quello che stavo dicendo con zio Francesco Cubedo, nel primo dopoguerra, hanno iniziato a prendere grande valore le gare perché hanno iniziato a girare i soldi. Allora, una volta congelatosi Nicolino Cavizza, perché durante la guerra seconda guerra era carabiniere a Bettica, una volta congelato riprende in gran carriera a suonare la chitarra. E qui vi dico un particolare, l'ho pescato in una sua intervista, in una rara sua intervista, non ritrovo più a casa ma da qualche parte l'ho conservata, in qualche file, dove lui diceva, lo speaker gli chiedeva, ma scusi, lei nelle prime incisioni suonava l'arpeggio, come mai poi ha inventato l'accompagnamento al plettro? Allora sai cosa facevo io prima? Sopra i razzi mi ha detto, le unghie si rompevano spesso, no? Perché all'arpeggio si vogliono le unghie. Dice, con le unghie facevo 4 gare al mese, appena di vaghio finti. E quindi ha detto, ha capito che come dico più suonare, quindi il primo plettro se l'ha costruito lui d'osso, poi sono venuti fuori i pletti tradizionali che conosciamo, eccetera. Quindi ecco perché è venuto fuori l'accompagnamento al plettro che lui ha perfezionato, perché era già un chitarrista in anticipo, e ha creato lo stile a plettro che è completamente diverso dall'arpeggio e crea un ambiente, anche un ambiente sonoro completamente diverso. È valido, non sto dicendo che non è valido, ma è un'altra cosa, dà un altro spirito all'accompagnamento. Poi dipende chiaramente dallo spirito che riesce a trasmettere chi suona.
Io sono rimasto legato al fatto che il chitarrista deve rispettare sul cantatore, deve seguire la modulazione del cantante. Tutte le volte io sento, perché magari sono affiatatissimi i chitarristi, i fisarmonicisti, i cantanti, eccetera, che sembra quasi una gara, no? A chi perfeziona meglio, chi è più veloce, eccetera. Dico, non c'è più lo spirito del canto sacro, capito? Sono bravissimi tecnicamente, non ho niente da dire, però lo spirito è completamente diverso. Quindi, secondo dopoguerra, vengono fuori la generazione dei grandi cantatori che hanno reso famoso il canto a chitarra. Chi? In particolare Cuveto, Galizia, Ugeti, Sedini, Pintus, Virdis. Questi sono usciti quasi più o meno insieme, poca differenza d'età c'è tra uno e l'altro. Ma chi ha avuto veramente un impatto fortissimo, era già famoso, mi sono dimenticato di uno dei grandi. Allora chi c'era? Mario Scala. Mario Scala era più grande di Francesco Cuveto e di Leonardo Cavizza. E Mario Scala, andando a braccio, una cosa lo dimentico, però preferisco così. Mario Scala è stato allievo di Luigino Cossio, addirittura viveva a casa sua, e quindi ha preso in pieno la tecnica di Luigino Cossio. A parte che lo ha sempre sorretto a Mario Scala, e in chiusura vi farò ascoltare una delle disparate più belle cantate da lui, che è proprio per me l'esempio della romanza del canto sacro, è proprio un esempio perfetto. Analfabeti, tutti analfabeti. Zio Francesco Cuveto ha imparato sia a scrivere, ma nel secondo tempo non cambia. Leonardo Cavizia, lo stesso, erano tutti analfabeti. Quindi tutta l'espressività che riuscivano a mostrare durante le gare e le loro esibizioni era una cosa innata, qualcosa che possedevano veramente dentro loro. Zio Francesco quindi inizia ad affermarsi prima di Leonardo Cavizia. Cavizia è uscito da 50 in poi. Zio Francesco Cuveto ha iniziato già dal 47 a essere abbastanza conosciuto. Erano ragazzi, giovani. Forse l'errore che hanno fatto è stato quello di, una volta che hanno iniziato a girare in vari paesi, hanno visto che giravano un po' di soldi e che hanno iniziato a valorizzare meglio il valore dei soldi, gli stessi comunicati, è successo che hanno abbandonato il lavoro che facevano. Zio Leonardo Cavizia, per esempio, non lo diceva nella maniera sua, non è stato compagno tutta la vita, non ha mai lavorato. Ha detto no, ha fatto il cantante tutta la vita, era quello il suo lavoro, e lui, no, ho usato un divertimento, non è il lavoro era quello, non è immagino, piegata, secondo i nostri anziani. Gian Francesco Cuveto faceva il compagno inizialmente, poi ha abbandonato anche lui perché per almeno 6 mesi all'anno, 7 mesi cantavano. Guardate che giravano parecchio, perché facevano tutta la stagione sino a novembre da noi qua, poi andavano all'estero e si facevano tutti i circoli sardi del Belgio, della Germania, della Svizzera, dell'Olanda, andavano dappertutto e spesso stavano fuori anche un mese e mezzo durante l'inverno. Quindi era un circuito che gli ha permesso di stare bene, per dire la verità. In più era tutto esentasse a quei tempi. Non esisteva la tassa sul canto, la tassa la pagavano i comitati per la SIAE, no? Per la festa e basta. Cantalora si ricevevano, oggi diciamo in nero, però era riconosciuto, si faceva così. E adesso per iniziare vi faccio ascoltare come cambia il canto. Guardate che Leonardo Cavizia, e prima di parlare di questo, io non posso parlare della schiera di tutti i cantatori che vengono fuori tra gli anni 50 e 70, perché sono tantissimi. Per me, secondo il mio modo di vedere e di analizzare questo tipo di canto anche dal punto di vista tecnico, sia per la durata dei cantatori, cioè proprio temporale, no? Dell'attività, sia per i premi ricevuti, per i riconoscimenti e per la qualità vocale, per me sono 4 le colonne del canto tradizionale nostro. 4, per altri, per cui possono essere altri ancora, però dal mio punto di vista per me sono questi qua, che sono Leonardo Cavizia, non perché sia mio paesano, Cuveto, Cicchetto Bannoni e Mario Scala.
Per me sono questi 4, uno diverso dall'altro, con caratteristiche completamente diverse. Cicchetti Vannoni gallurese di Nuovo Santo, con grandi inflessioni quindi dell'accento gallurese in tutti i tipi di canto, anche quando cantava in gallurese, ma ha creato delle novità, ha inserito delle novità nelle gare di Cantosanto. Mentre zio Leonardo Cavizza è rimasto abbastanza tradizionale nella sua evoluzione del canto. Lui faceva il canto antico di una volta, l'ha leggermente perfezionato, ma non è che ha creato delle grandi novità, diciamo, nel suo percorso. Grandissima voce, lui lavorava molto sulla potenza vocale, che è divenuta fuori in un secondo tempo, perché zio Francesco diceva: oh, nei primi anni hai una voce da virile, proprio poi gli è sparata questa voce, ma io senz'altro ha avuto degli insegnamenti, perché Leonardo Cavizza, attenti, ha partecipato alle prime trasmissioni della RAI, Campani Messera, eccetera, primi, quando si gareggiavano le regioni. Immaginate lui Nicolino Cavizza, chitarra e voce, gli altri tutti con le orchestrine, no? Immaginate come si presentava. Eppure è arrivato secondo, 2 volte è arrivato secondo. In Sardegna alla radio li ascoltavano tutti, ecco, quindi viene fuori la fama di Leonardo Cavizza. Però le sue modulazioni sono rimaste abbastanza ripetitive, no? Perché lui dava molta importanza alla potenza vocale, all'espressività vocale. Zio Francesco Vedi invece ha creato delle novità. È vero che inizialmente imitava Desole, lo imitava perfettamente. Era capace di riprodurre tutte le modulazioni di Desole. Andava da lui, le ragazzine erano vicini, si trovavano spesso, però aveva anche le sue modulazioni ed è stato innovatore per questo motivo. E Cicchetti Vannoni perché? Cicchetti Vannoni era un estremo da palco lo stesso, raccontava barzellette dopo che cantavano nelle pause, insomma, anche lui ha cantato tantissimi anni, sino alla fine possiamo dire. Ed è stato importante perché ha inserito la corsicana nella gara. E sapete come l'ha creata? Era insieme a Zio Francesco Cubedo alla Maddalena. E hanno sentito in una pausa un tenore di quel periodo, un certo Rossi, corsicano, capito, della Corsica, ha cantato quest'aria famosa, eccetera. Cicchetti Vannoni, la fantasia non gli mancava, no? Ne ha preso lo spunto e ha creato, dice, davvero? Ha iniziato, l'ha arrangiato così, si mettono d'accordo con Marella gliel'ha armonizzata, ecco nasce la corsicana, e quindi dagli anni 50 viene fuori il canto alla corsicana, che all'inizio fece quasi scandalo. Dici che cos'è questo canto? Certo, completamente fuori, no? dal tipo di canto di Dovesi, eccetera. Invece poi piano piano l'hanno fatto un po' tutti, perché piaceva alla gente. Ma l'ha inserito Cicchetti Vannoni, anche se in qualche testo io ho letto che Luigino Corso dice ha dato la via, eccetera, ma sicuramente io credo che l'ha detto Zio Francesco, perché ha detto no, l'ha creata Cicchetti Vannoni, l'ho incisa io il primo, però l'ha creata lui, e alla Famarella gli ha creato l'armonizzazione attorno, l'ha rivestita di musica. Cubedo invece perché è importante? Perché Zio Francesco Cubedo ha fatto la prima incisione per quanto riguarda il Fa diesis. Non l'ha creato lui, come dice qualcuno. Il Fa diesis come modulazione, io l'ho studiato tecnicamente, l'ha creato Valentino Usai, un cantante sassarese, che insieme a Merella l'hanno proposto a vari cantanti, ma non riuscivano ad eseguirlo. L'unico che riusciva ad eseguirlo in quel periodo era Zio Francesco Cubedo. Ecco perché andavano a musica, poi l'hanno perfezionato e l'hanno inciso e ha avuto un grande successo. È un canto difficile. Poi immaginatevi voi che tocca le note più alte questo canto e va fatto prima della desisperata, proprio a fine gara. E Zio Francesco ha detto, se non mi dai di due, ha detto, nessuno riusciva a farlo, dopo 3 ore di canto, perché è molto impegnativo. Analizzando questo canto, infatti io mi rendo conto che musicalmente parlando, tecnicamente, è venuto fuori dal si bemolle. È un po' una modulazione del si bemolle col cambiamento di tonalità, però più o meno i giri sono quelli. È fatto in tonalità maggiore perché è un canto allegro, mentre il si bemolle scende varie tonalità anche minori perché è un canto più triste. Perché ho scelto questi 4 cantadores? Perché hanno avuto un'evoluzione più o meno simultanea, Cicchetti Vannoni era più grande di loro, però perché hanno inserito delle novità sul canto a chitarra. E la gara in quegli anni, gli anni più belli, maggiori, sono gli anni 50 fino a metà degli anni 60. Quei 15 anni nel dopoguerra ha avuto uno sviluppo enorme il canto a chitarra. Ecco perché sono entrati in rotta di collisione molti cantadores.
ad iniziare da Cubetto e Cavizza, quasi parenti, compari, coetanei, paesani, per 25 anni non si sono parlati. Perché in quel periodo tanti erano cantanti, le feste erano tante, ma inizia la corsa ad accaparrarsi la maggior parte delle serate, quindi questione di soldi. Addirittura avevano creato le cooperative. E questo problema, concluso adesso, è entrare Pietro Fara. Quando sono nate queste cooperative di cantautore, voi sapete cosa usavano le cooperative? Firmavano, tu entri in questo gruppo, sì, se ti invitano devi dire di no, devi chiedere permesso a noi, devi cantare solo con noi, quindi una cooperativa guidata da questo cantatore, una cooperativa guidata da un chitarrista, insomma, entrano tutti in rotta di collisione e lì, per me, inizia a trasformarsi il campo a chitarra, perché è diventata una vera professione basata sul guadagno. Quindi quel vecchio modo di cantare che abbiamo sentito prima scompare, rimane solamente nelle campagne, cioè gli anziani continuavano a cantare così, a Santiga diciamo noi, però nelle città, nei paesi più grossi si cantava nello stile più moderno. Il grande poi, la grande legnata in quel periodo l'adatta all'avvento della televisione, negli anni 60. Arriva la televisione e la massa giovanile inizia a sentire i Beatles, i cantanti moderni, eccetera. Quindi più li ascoltavano e più grezzi sembravano i carti sardi, e quindi lì c'è stata veramente una paura tremenda da parte dei cantadores, e le feste iniziavano a diminuire, anche perché prima nelle giornate di festa, dei 3 giorni, 2 giorni erano dei canti sardi, 2, non 1, 2 giorni, e uno della poesia. Poi intermettati dai balli, c'erano i balli, si facevano sempre, eccetera. Poi hanno iniziato a farne solo una di cantautore. E i giovani già non partecipavano più negli anni 60, io non dico io seguo gli altri generi, come tutti i giovani allora. Avrei tanti altri aneddoti da raccontare, però prima di dire ancora qualcosa anche su Pietro Fara, ascoltiamo questi cantatori che hanno davvero lasciato il segno del canto sardo dal punto di vista vocale e della qualità del canto. Siamo già negli anni 50, Se siete stanchi me lo dite, Allora. Sentite Leonardo Cavizza, ho scelto questo canto io per vedere la capacità vocale, l'estensione vocale che aveva quest'uomo. Accompagnamento a plettro, perché lui quasi sempre è stato accompagnato a quasi sino agli 80 anni, più o meno. È vivo, ha 92 anni, anche Gio Francesco Cubetto, sono ancora vivi, però la salute è quella che veramente. Ascoltiamo adesso invece il taglio, perché il tempo è quello, è tirato, no? E allora, ascoltiamo Gio Francesco Cubetto. Arpeggio.
diverso perché seguo da tanti anni questi, però quando questi trasmettono, canto di una volta, sono capacità innate queste qui. Sentite adesso Cicchetto Mannoni. Io di Cicchetto Mannoni perché ho scelto anche perché è inserito nella gara del canto sardo negli anni 50, oltre alla corsicana, anche la filognana. Lui la filognana l'aveva sentita a Tempio in occasione di una visita del re, quando era venuto in Sardegna, e tra le varie manifestazioni lì davanti al re avevano fatto cantare le donne che filavano la filognana. Ne ha preso lo spunto e all'avvenimo sempre si vede quando andiamo, Barella gli ha arrangiato il pezzo, ma sentite l'espressività di Cicchetto Mannoni. E ascoltiamo un pezzo, siccome non voglio stancarvi più di tanto, per concludere, anche perché siamo in Tarnossa e poi se avete la pazienza diamo due voci a Santiglia, diciamo, li accompagnano io stessi con la chitarra d'arpeggio e di questo ringrazio Giacomo che si è reso disponibile, Stefano Soggiu, il nostro Franco De Muro, cantatore, qui ha cantato tante volte a Pozzo Maggiore. Dottore, hai visto? E doveva essere anche presente Marco Sias, ma mi ha detto che non se la sentiva perché ha problemi vocali ultimamente. Non è una gara nostra, è solamente un'esibizione. Allora, perché mi fermo io agli anni 70? Perché una volta che hanno iniziato a girare bene il lato economico, su questo tipo di canto si è trasformato piano piano. E chi ha pensato a trasformarlo in meglio, cioè per rendere un canto più moderno, è stato Nicolino Galizia, perché Nicolino a un certo punto, all'inizio, già alla fine degli anni 50, inizio anni 60, ha detto ma stavano diminuendo l'interesse per i canti sardi e quindi ha cercato di creare qualcosa di nuovo nel canto, di inserire qualcosa di nuovo. Si è accorto che nelle feste, nelle sagre paesane iniziamo a girare già le piccole orchestrine, i piccoli complessi che riempivano le piazze. Dice dobbiamo trasformare qualcosa anche noi, altrimenti il nostro canto rimane troppo vecchio, e ha inserito la fisarmonica. È quello il momento in cui si inserisce la fisarmonica. Ma l'inserimento della fisarmonica ha trasformato chiaramente, volutamente, il canto. È vero che continua ancora oggi il canto a chitarra, però in stile moderno, io lo chiamo, è un canto moderno, ha perso tutti i canoni del vecchio canto, del canto di una volta. Oggi si fa in maniera più spettacolare, certo la fisarmonica volente è più spettacolare, la gara è più spettacolare, con la chitarra quasi ritmica, con l'elettro, con la fisarmonica. I cantatori oggi ci sono delle voci stupende oggi, i cantatori di oggi, però fanno un canto diverso, è diverso da quello che si faceva un tempo. Un tempo magari non avevano quella potenza che c'è oggi, no? Quella quadratura vocale, ma avevano un sentimento, io lo chiamo un pathos, che oggi non c'è in questa forma canora di oggi. Speriamo che continui ancora, io ho i miei dubbi che continui ancora per molto, però perché faccio io queste serate così? Intanto ne parliamo, perché non se ne parla più. E spero che prima o poi, con i pochi appassionati che sono rimasti, riusciamo a mettere in piedi la gara Santiglia. Questo è il mio obiettivo. Fatto a livello amatoriale, perché si mantiene solo così. Era il canto del popolo che abbiamo perso. E io gli do un valore enorme a questo tipo di canto. Per concludere, taglio, altrimenti l'ora si fa già tarda,
vi faccio ascoltare quello che io considero una delle espressioni più belle della tradizione gallurese, ma attenti, già dall'inizio nella gara si è inserito il canto gallurese, perché era strettamente legato alla nostra tradizione angolese e logudorese. La Gallura ha dato un'importanza enorme alla gara logudorese. Mario Scanu per me è stata una colonna tra le più grandi nel campo a chitarra. Veniva spesso accompagnato dal fratello Giovanni Scanu, un grande chitarrista, suonava sempre d'arpeggio in maniera molto semplice, pacata, faceva l'essenziale ma non sgarrava mai, era perfetto. Ascolteremo adesso, per concludere, Mario Scanu in una disisperata, che per me non è disisperata, Tu di Lumano, che era il cavallo di battaglia di Luigino Cossi, no? Era una serenata d'amore, si chiama disisperata, ma è una serenata d'amore. Ma guardate un po' lo spirito, come riesce a trasmettere questa melodia, questa sensazione, questo cantante, che per me quando era in forma non ce n'era quasi per nessuno. Non aveva una voce potente, non era importante quello, ma aveva una melodia, aveva quei melismi che lui e Luigino Cossi riuscivano a ottenere. E Zio Francesco Guetti me lo diceva, dice: accidenti, Mario Scanu è una così saura che ero che sia uguale. Io se dovevo fare un acculto, dice, come De Sole eravamo i primi, ma lui e Luigino Cossi avevano questi melismi stretti, dice, una melodia che era una cosa impressionante. E non c'era invidia tra di loro, non c'era grande rispetto. Allora, mi fermo io agli anni 70 per questo motivo, perché dagli anni 70 in poi cambia genere, con l'inserimento della fisarmonica cambia, il canto diventa moderno ed è un'altra cosa. Io mi occupo del canto a poveri di terra che finisce in quel periodo. Infatti non credo che ritorni più. È durata ancora un pochettino nei villaggi, nelle campagne, no, con gli anziani, ma finiti, andati via gli anziani, è morto del tutto quel tipo di canto. Fortunatamente con i mezzi moderni, grazie ad alcune persone, come Antonio Caria, per esempio, che più o meno conoscete, pubblica continuamente raccolte di gare, le pubblica e quelli sono i documenti, quindi si sta creando anche un archivio di gare molto importanti. Ma io ringrazio, dappertutto ne parlo, un mio amico, Bastianino Soggiu di Bonnammaro, di Sassari, che a casa sua possiede un archivio enorme di gare. Solo a me mi ha dato gare dagli anni 50 agli anni 2000, quindi io ho dei documenti incredibili. Gare fatte dappertutto nell'Europa, quindi sono tutte catalogate per giorno, per data, con i cantatori che cantavano, eccetera. Ma lui ha degli armadi pieni e li sta digitalizzando tutti. E poi c'è l'archivio Cervo a Olbia, che è importantissimo perché raccoglie gran parte dei canti popolari nostri della Sardegna. Quindi concludo ringraziandovi per la pazienza che avete avuto, perché io continuerei per tante ore, ma so che è pesante seguirmi, e concludo questa fase con questa disisperata che per me mette fine alla prima fase d'Esugantum Antiquum. Un attimo. La canzone. Ascoltatela in silenzio. Giovanni Scanu alla chitarra da peggio, il fratello.
no? Della bellezza del canto, anche se è un canto valorese, diciamo là, che tacete col canto valorese, altro che queste sono le radici, sono le radici. Per chiudere, siccome io in queste conferenze che faccio prendo sempre l'esempio da mio nonno, perché è stata una fonte inesauribile di notizie su quel periodo, termino con un canto a Salmoreggio che cantava mio nonno cantava Santica, con uno stile tutto suo personale, e addirittura faceva una modulazione nella nuorese che faceva solo lui modulava la nuorese in si bemolle, difficilissima, che se su si cantava, questo Samia non la fa nessuno. L'ascoltiamo e termino davvero. Questa è la registrazione dell'83, lo accompagno io in campagna, proprio nella casa di campagna qui. Scusate se vi ho un po' appesantito, però credete, fare una sintesi della storia del nostro canto, appunto dal punto di vista tecnico, insomma non è semplice. Proprio per chiudere, Pietro Fara inizialmente ha avuto grosse difficoltà per inserirsi nel circuito del canto sardo, perché spadroneggiavano in quel periodo di Cavizza, e spadroneggiavano davvero, quindi lui ha dovuto veramente scavare un pochettino. Infatti raramente lui si avvicinava alle nostre zone, spesso lui andava nelle zone della Planarcia, Pozzo Vergione, ecco, anche lui ha dovuto creare il gruppo per inserirsi, altrimenti non riusciva. E grazie a tutto io ho avuto molte notizie su Pietro, chiaramente era rimasto visualmente, no? Ha giudicato quando è vissuto, perché lui lavorava in una cava d'Alghero, ha avuto un incidente in cava e ha giudicato, poi rientrato a Pozzo Maggiore, ha aperto un localino, no? Uno zillieri, diciamo, e lì, come tutti i zillieri, si suonava. Aveva la chitarra, un muratore, aveva la chitarra. Certo, ma Pozzo Maggiore suonava, lì andava piccolo. Gianni, qui è presente Gianni, quando sono arrivato a Pozzo Maggiore nel 89, nei primi anni,
abbiamo fatto un lavoro insieme in ricerca sulle feste popolari, eccetera. Io conservo quei nastri, li ho tutti a casa. Quindi io so chi erano i chitarristi, chi suonava lo sonetto, chi suonava lo Friuli, a Pozzo Maggiore, quante feste si facevano qui. E lui ha iniziato chiaramente imparando da qualcuno più grande di lui. Suonava l'arpeggio, inizialmente. Suonava l'arpeggio anche Pietro Fava. Ed è riuscito ad entrare. Io ho chiesto a Gian Francesco Furedi, ma Pietro Fava di buono, ha detto. Cioè, era di livello. Suonava le gare perfettamente. Purtroppo è stato sfortunato perché mentre si recava in Francia per partecipare ai circuiti minori, come facevano in quel periodo, gran parte dei cantadori ha avuto un infarto in nave e l'hanno trasferito a Genova e lì è morto. Quindi ha suonato una ventina d'anni lui più o meno e mi ha detto Totoi, io credo più alle notizie che mi date voi locali che a quello che scrivono in molte biografie eccetera. Totoi mi ha detto che quando è morto aveva già una trentina di gare già prenotate, quindi era valido, altrimenti non l'avrebbero chiamato. Quindi io le ho le registrazioni, io ho gare complete suonate da fare, non abbiamo il tempo per ascoltarle. Ha fatto anche lui delle incisioni, però è rimasto ai margini, cioè l'hanno tenuto ai margini, perché contava molto di più la cooperativa. Va bene, vi ringrazio di avermi seguito, magari avremo altre occasioni per approfondire l'argomento. Spero abbiate seguito quello che ho detto, magari è stata qualche novità per chi non ha mai sentito parlare di questo genere, per altri invece sono cose conosciutissime, però è meglio parlare, perché altrimenti scompaiono. Pazienza, adesso dal vivo suoniamo alcuni canti grazie alla presenza degli amici che sono venuti stasera. Giacomo l'ha detto, prego Giacomo. A Stefano Soggio e poi guardate che sono venuti i fratelli Massaglio da Oliena, non sbaglio. Sono venuti da Oliena. Loro cantano, e so che a loro piace il canto di una volta. Quindi vi ringrazio perché ci avete trovato un movimento di passaggio, visto che c'era questo avete fatto bene a fermarvi. E quindi adesso, siccome non è una gara questa, è una semplice esibizione, l'orario è quello che è, un po' di voci daranno loro, fanno un bel canto di re, qualcosa, venite anche voi, date la vostra voce e così divertiamo tutti. E poi
giovani.
il canto io, un canto antichissimo, addirittura del fine 1800, che cantava un Teosino particolare, per quello che ho sentito.
si bemolle è difficile, è uno dei canti più difficili. Stiamo terminando, allora. Grazie, va, Giuseppe, una cosa, qualcuno amichevolmente lo so. Una in re, qualcun altro lo fa. Sì, chi vuole, chi vuole vedere una voce al re, poi vediamo. Allora, la disperata io l'accompagno possibilmente notta per notta in base allo stile creato da Don Moderna. Quindi rispetto chi canta.
vecchi chitarristi